Amici della Lega Calcio 8, benvenuti alla Stella Azzurra, settima giornata di Serie A. Il BMD Gianicolo ospita il Football 8 Roma Nord. Football 8, il possesso del pallone, ospiti che adesso manovrano nella zona sinistra del campo. Tenta il cross in mezzo, deviazione, arriva dietro De Angeli che fa un gran tiro e anche un gran gol con il destro. De Angeli porta in vantaggio gli ospiti, 1-0 Football 8. Adesso il Football 8 tenta il raddoppio con la Liberty, para il portiere. Riparte adesso il BMD, esce il portiere. Attenzione, fallo da ultimo uomo ed è cartellino rosso per Vladescu. Calcio di punizione, Mirante, vediamo se risponde subito al BMD. A freddo, gran parata di Mirante. BMD che adesso cerca di pareggiare, brutto errore di De Santi. Calcio di punizione per BMD, è uno schema, va Mirante col sinistro, traversa. Adesso il BMD che prova a ripartire, brutto errore difensivo, palla dentro, il gol di De Witt che va a pareggiare 1-1 del BMD Gianicolo. La squadra biancorossa la mette sul pari. BMD che adesso rallenta un po' i ritmi, accelerazione improvvisa, il tiro da lontanissimo di Mirante che beffa il portiere che ci mette anche del suo, ma Mirante ci ha creduto, è 2-1 BMD. Punizione per gli ospiti, va De Angeli, para il portiere. BMD che adesso manovra centralmente, palla al limite dell'area, giunge a Lanzi che va col destro e trova un impreparato portiere. Lanzi in diagonale mette il 3-1 per il BMD. Battuta rapidamente questa punizione, Jai col destro, 3-2, sorprende tutti adesso la squadra ospite con questa punizione battuta. BMD adesso in contropiede, è un 2 contro 1, attenzione a De Santis che fa il 4-2, il BMD la chiude qui, 4-2 per i biancorossi. Lancio lungo a cercare ancora di allontanare la sfera perché non c'è più tempo, finisce qui il BMD Gianicolo, non fa passare la squadra ospite, Football 8 Roma Nord, finisce 4-2 per i biancorossi. Sì, volevo fare i complimenti alla Roma Nord, una squadra veramente organizzata. Noi purtroppo in assenza delle prime punte di peso, ci vediamo un po' costretti a cercare i tiri da fuori e comunque per fortuna siamo riusciti a portare la partita a casa.